Siamo a questa nostra seconda sera, questo passante che lungo la strada della vita incontra San Luigi di Montfort e vede questo santo. Abbiamo la testimonianza di un altro padre monfortano che viene da lontano, da Haiti, padre Montfort Vladimir Souffranta, ecco quindi in America centrale. Ieri eravamo in India, oggi in America centrale. Però ecco lo sguardo verso Montfort è unico. Sacerdote da 13 anni, è qui a Roma per fare studi di diritto, ha lavorato come parroco, come accompagnatore e come preside di una scuola. Ascoltiamo quindi anche la sua testimonianza. Vi ricordo solo poi alle ore 20 che avremo il ricordo del transito del padre di Montfort, cioè il suo passaggio dalla vita alla morte al cielo, nel quale inseriremo questa sera un ricordo anche del nostro collaboratore, amico Leo Lestola, di cui celebreremo domani alle ore 11 il funerale. Carissimi fratelli, carissime sorelle, vorrei prima di iniziare ringraziare Padre Luigi e attraverso lui la comunità parrocchiale per l'invito rivolto ad alcuni confratelli della Casa Generalizia a testimoniare in occasione di questa settimana dedicata a San Montfort. Sono Louis-Marie Montfort Vladimir Souffrant, vengo da Haiti, il paese geograficamente più bello delle Antille, segnato però dalla povertà e dall'insicurezza. Nella mia testimonianza di questa sera vorrei focalizzarmi su 3 momenti: la storia del mio nome, la storia della mia vocazione e la mia esperienza pastorale ad Haiti. Storia del mio nome. Sono nato in una famiglia cristiana, devota a Maria. Mia madre si chiamava Marie Bernadette ed era molto devota a San Luigi Maria da Montfort. Prima del loro matrimonio, mio padre e mia madre avevano avuto mia sorella, Marie Michel Fernando. Dopo 6 anni di matrimonio e vedendo che non arrivava un figlio, mia madre pregò di averne uno, fidandosi all'intercessione di San Luigi Maria da Montfort. Una notte vide in sogno proprio San Luigi Maria che le metteva in braccio un figlio maschio. Al risveglio mia madre promise che se avesse avuto un figlio maschio gli avrebbe dato il nome del santo. Rimasta incinta, continuò ad insegnare. Era infatti una professoressa presso la scuola delle figlie della Sapienza fino alla gravidanza. Fu così che la doglie la colsero improvvisamente a scuola mentre veniva portata in ospedale. A metà percorso nacqui io. Era il 31 gennaio. Lo stesso giorno di nascita del santo. Al momento di darmi un nome, mia madre, volendo ottemperare alla promessa fatta, voleva chiamarmi Louis-Marie Montfort. Mio padre era contrario. Mio padre voleva chiamarmi Vladimir. Dopo alcune discussioni in famiglia, decisero di chiamarmi Louis-Marie Montfort Vladimir. Il mio cognome è Souffrant. La Divina Provvidenza ha voluto
che venissi battezzato il 27 aprile. Storia della mia vocazione. Subito dopo la mia prima comunione ho sentito la vocazione ad essere sacerdote religioso. Mio nonno però aveva per me un suo progetto. Dico mio nonno perché dopo la morte di mio padre era lui a decidere le sorti della mia famiglia. Aveva un altro nipote colonnello che sognava anche per me l'accademia militare, così da seguire la stessa carriera dell'altro suo nipote. Mio nonno era molto autoritario ed era difficile contraddirlo. Per questo motivo non avevo mai parlato in casa della mia vocazione. Avevo invece una certa confidenza con le scuole figlie della Sapienza e avevo molta fiducia in Suor Mat, perciò parlai con lei della mia vocazione. Fu proprio Suor Mat a parlare del mio desiderio con il parroco e con la mia famiglia. A casa mia successe il finimondo. Mio nonno adiratissimo accusava le mie nonne di questa scelta, ritenendo che fossero loro che mi portavano a messa tutti i giorni ad aver instillato in me questa vocazione. Mia madre non si pronunciò subito, ma poi mi chiamò in disparte e mi raccontò del suo sogno e della sua promessa a San Luigi Maria. Se avesse avuto un figlio per sua intercessione, non solo gli avrebbe dato il suo nome, ma avrebbe dedicato il bimbo al servizio del Signore. Con l'accompagnamento delle suore Marthe, Agnès e Liane, la mia madrina, e del parroco, ho deciso di entrare al seminario minore a 13 anni. Ho fatto la mia prima professione l'8 settembre 2001 e sono stato ordinato sacerdote il 13 gennaio 2008. La mia esperienza pastorale in Haiti. Dal 2008 al 2010 sono stato viceparroco, preside e professore in un liceo e una scuola professionale. Dal 2010 al 2014 sono stato parroco e dal 2014 al 2015 sono stato di nuovo viceparroco. Dal 2010 al 2015 inoltre sono stato preside di un complesso educativo che comprendeva asilo nido, scuola materna, primaria, secondaria di primo e secondo grado. Ho sempre voluto svolgere una pastorale di prossimità con la gente, soprattutto quello più povera, sia quando ero viceparroco sia quando ero parroco. Andavo dai posti più lontani, dove non potevano arrivare né le macchine né le moto. Ovviamente andavo a piedi, camminando anche 7-8 ore per andare a trovare la gente. Questa pastorale di prossimità non è un mio modo di svolgere il ministero. Era proprio la caratteristica dei Monfortani ad Haiti. I missionari Monfortani ad Haiti erano e sono disposti ad andare nei posti più lontani, più difficili da raggiungere e soprattutto più poveri posti nei quali a nessuno piace andare. Quella di Haiti è stata la prima missione dei Monfortani fuori dalla Francia e proprio questo anno la nostra congregazione festeggia 150 anni di presenza ad Haiti.
I Monfortani arrivano ad Haiti il 30 agosto 1871 per una missione che le altre congregazioni avevano rifiutato. L'ambiente infatti non sembrava dei migliori. Pensate che nella regione di Haiti, da cui io provengo, le chiese erano abitate dalle capre. È da riconoscere che questa energia iniziale, donata dallo Spirito grazie all'intercessione di Maria Vergine e di San Luigi Maria Montfort, sembra ancora presente nella provincia di Haiti, perché dopo 150 anni di missione, un confratello, Padre Etienne, sta lavorando nella zona più povera di Haiti e anche dove la Chiesa cattolica non è molto presente. Al termine di questa condivisione o testimonianza, che si voglia chiamare, vorrei chiedervi una preghiera per la provincia di Haiti. Di recente, come saprete, sono state sequestrate 10 persone e 7 sono religiosi. 4 persone sono state liberate, ma restano ancora prigionieri 6 persone. Preghiamo perché possano trovare presto nelle loro case e dai loro cari. Uniamoci nella preghiera. In virtù del nome di cristiani che indica seguaci di Cristo, al di là di ogni barriera nazionale o culturale, possiamo rivolgere a Dio una preghiera veramente universale, dicendo: convertici a te, Signore. Per tutti i credenti in Cristo, perché si sentano missionari ed evangelizzatori, superando ogni pregiudizio culturale o razziale, preghiamo. Per tutti i fratelli di fede che portano il nome di cristiani, perché siano consapevoli del significato e delle esigenze di questo nome missionario, preghiamo. Per tutti coloro che in buona fede sono lontani da Cristo, perché sappiano riconoscere le sue opere compiute nel nome del Padre, preghiamo. Per i cristiani soltanto di nome, ma non di vita, perché siano aiutati dalla fede di comunità veramente credenti a riscoprire la loro vocazione originaria, preghiamo. Per noi qui radunati attorno alla mensa del Signore, perché nell'Eucaristia facciamo esperienza viva di Cristo e siamo pronti a seguirlo nella via dell'obbedienza al Padre e dell'amore ai fratelli. Preghiamo. O Dio, che attraverso la missione ai pagani hai fatto riscoprire ai credenti l'originalità del loro nome di cristiani, concedi che una rinnovata coscienza missionaria ci apra a nuove esperienze di vita evangelica. Per Cristo nostro Signore. Grazie a Padre Montfort per la sua testimonianza. È un'occasione di pregare anche per questa terra di Haiti, sappiamo straordinaria ma anche bisognosa proprio della nostra preghiera. Auguriamo ogni bene a lui anche per i tuoi studi.